Cari telespettatori, ben ritrovati, bentornati anche i nostri graditissimi ospiti. Parliamo di agricoltura veneta, lente di ingrandimento quest'oggi sull'agricoltura, in modo particolare criticità per l'allevamento nel Bellunese, e quindi sviluppiamo un tema che so che non riguarda solo l'area del Bellunese, perché anche nell'altopiano di Asiago e dintorni ci avete sollecitato di parlare di questa questione, e allora, ovvero i lupi. Vi presento subito i nostri interlocutori. Ben ritrovata, era un po' di tempo che non ci vedevamo. Gian Michele Passarini, grazie di essere qui con noi, presidente regionale della CIA. Grazie, buongiorno ai telespettatori. E ben arrivato Rio Levis, presidente invece di Ciabelluno. Buongiorno e grazie dell'invito. Ben arrivato. Allora, prima di entrare nel merito specifico, questione lupi, perché poi lei è un allevatore, giusto? Certo. Ha un allevamento di quanti animali? Circa 200 animali bovini. Beh, l'allevamento, una zona del Bellunese, certo. Quindi conosce bene di che cosa stiamo parlando, quindi può rappresentare a buon titolo non solo l'area del Bellunese, ma anche altre zone che hanno significativi problemi a riguardo. Allora, la prima questione che vorrei affrontare con lei, perché se ne è dibattuto, è la questione del taglio alla PAC. Per i non addetti ai lavori questo vuol dire non vuol dire, per voi agricoltori perché è così significativo e perché c'è stato questo taglio? Tra l'altro di un 22%, giusto? Sì, all'incirca le cifre sono quelle lì. Ma diciamo che questo diventa anche difficile da capire anche per gli addetti ai lavori, se mi permettete una battuta. Diciamo che il taglio nasce sostanzialmente con una filosofia che andava a decurtare il fondo della PAC per recuperare quella che era la partita del Recovery EU, quindi quelle risorse che attraverso il PNRR erano state messe a disposizione del sistema europeo. Questo cosa comporta? Questo comporta ovviamente ad una difficoltà nel rendere la politica agricola comunitaria una strategia politica più che un contenitore di risorse. E il vero tema è che oggi, al di là delle risorse che vengono a mancare, c'è anche a detta nostra, a detta della CIA Agricoltori Italiani, c'è anche una minor valorizzazione di quella che è la politica agricola comunitaria. In quale aspetto? Nell'aspetto soprattutto della resilienza e del mantenimento delle nostre aziende agricole a fare proprio quello che devono fare, cioè agricoltura di specializzazione, agricoltura salubre, sana, che va verso la sicurezza alimentare. Quindi la PAC sta praticamente, proprio per spiegare anche ai non addetti ai lavori, che i nostri telespettatori piace l'agricoltura ma non sempre conoscono bene i meccanismi, stanzia dei finanziamenti per il settore agricolo, però per questa edizione a venire sarebbero ridotti, giusto? Sì, in massima semplificazione. Sì. Ecco, va chiarito, la PAC stanzia dei finanziamenti di compensazione affinché gli agricoltori possano permettere ai consumatori di avere prodotti a prezzi accessibili, cioè nasce come questo, come questa diciamo vocazione, non è un finanziamento tout court, dove uno potrebbe dire ma prendono anche i finanziamenti, no, oggi se noi riusciamo a mantenere, se fino a ieri riuscivamo a mantenere sul mercato dei prezzi competitivi anche per il ceto basso, era grazie alla compensazione che la politica agricola faceva sugli agricoltori. Però i prezzi sono ugualmente alti, questo ovviamente i prezzi infatti non si sono fatti riguardo, diciamo negli anni dovuti a quelle che erano le ripercussioni delle guerre, del Covid, dell'aumento energetico, di tutta questa geopolitica che sta mutando, si è trasferito sui consumatori un prezzo elevato, quasi negli anni si identifica attorno al 30%. Ecco, il dramma è che questo però non è stato riversato sulle aziende agricole, cioè la produzione primaria, figlia sostanzialmente anche di una sorta di, io la chiamo così, azione predominante, non è una pratica esatta, è proprio un'azione predominante, perché comunque tu hai un prodotto che lo devi coltivare, raccogliere, poi lo devi vendere, altrimenti non solo la deperibilità ma i costi ti mangiano quello che è la tua redditività. Ecco, su questa parte poi i grandi speculatori, i mercati non riconoscono all'azienda agricola quello che doveva essere l'aumento che c'è stato per il consumatore. E allora lei che rappresenta questa categoria di cui spesso si parla appunto della filiera, perché a livello politico proprio, quindi parliamo anche a livello nazionale, il vostro peso come settore primario, non si riesce a risolvere questo problema pazzesco di filiera, perché il consumatore, è un dato di fatto, consuma sempre meno questi prodotti, ne fa anche a meno poi tutto sommato, le nuove generazioni addirittura
bypassano tranquillamente tutta la frutta che costa l'ira di Dio, buona parte delle verdure, quindi si riduce sempre più la fetta dei grandi consumatori come una volta, proprio per questo discorso dei prezzi. Gli agricoltori stanno male, non riescono ad andare avanti. Se non ci fossero questi finanziamenti, perché non si può agire anche politicamente sulla filiera per aiutare sia l'uni che gli altri? Guardi, noi è un tema che ci viene anche facile, perché nel nostro programma che abbiamo è proprio un intervento specifico su quello che è il rapporto tra filiera, quindi commercializzazione, trasformazione e produzione. C'è un tema di valore che c'è, perché nel momento in cui noi aumentiamo i prezzi vuol dire che quel valore lì viene riconosciuto e c'è all'interno del sistema, che però ha dei riparti che sono disgregati, che non sono sostenibili per la produzione, e quindi è ovvio che noi continuiamo a dire anche a livello politico che deve essere una vera filiera, non può essere una filiera che va a fare i conti in tasca al produttore per poi autoregolamentarsi, autoalimentarsi nelle fasi di trasformazione e commercializzazione. In tutte le procedure. Ed è ovvio che allora a questo punto la battaglia va fatta anche su quello che è l'obiettivo che si ha dell'agricoltura, perché se riteniamo che l'agricoltura italiana e l'agricoltura siano degli asset strategici, non solo per la produzione di derrate alimentari, che sono importantissime per i nostri prodotti, ma diventano anche un sistema di presidio territoriale. È ovvio che la filiera, intesa come tale, per essere nobile, deve avere la consapevolezza di quello che è il ruolo che ha, e quindi interrogarsi all'interno del sistema filiera italiana cosa vuol dire farla. Altrimenti, vede, è semplice. Noi possiamo anche stritolare a monte i nostri produttori, una volta persi li abbiamo persi per sempre, e allora quella filiera che oggi si avvale di quelle che sono le particolarità produttive dei nostri agricoltori, dei nostri allevatori, dei nostri produttori di vino, di miele, di tutto quello che vogliamo, di ortofrutta, come diceva lei, una volta che non esistono più, probabilmente allora dovremmo ricorrere a delle derrate alimentari che non sono più italiane. Ecco, mi volevo chiedere, ma poi c'è un interesse effettivamente, penso anche a Mercosur, a mantenere le produzioni italiane oppure no? Perché anche la perdita di questo 22% della PAC, altri provvedimenti che vanno un po' a tagliare di qua un po' di là, tante situazioni che si vedono di conversione di zone agricole in zone di urbanizzazione, in Italia c'è un'erosione pazzesca. Sembra quasi che il nostro paese non abbia proprio una vocazione agricola, da quel che si nota rispetto a una Spagna, per esempio. Cioè, c'è un interesse oppure no? Allora, io distinguerei le cose. Noi siamo il paese che in Europa e nel mondo ha il maggior numero di DOP, di DOC e di IGT. Quindi siamo un paese che dell'agricoltura, del sistema agroalimentare, ne ha fatto un alto valore aggiunto, tant'è che ci viene riconosciuto nel sistema mondiale. Quindi l'interesse, voglio dire, se non c'è, ci dovrebbe essere quantomeno per ciò che rappresentiamo. Certo. Il Veneto, voglio dire, anche in termini di esportazione è leader in Italia, è tra i leader in Italia. Ci deve essere ovviamente una volontà politica per rendere questo sistema un sistema che deve essere da un certo punto di vista proiettato in quelle che sono le sfide del futuro, i costi energetici, il fatto, come si diceva oggi, che abbiamo un consumatore che è un po' più attento, quindi la sostenibilità ambientale, ma io dico poi il valore, perché per tenere la gente sul territorio occorre avere anche il valore, il reddito dei nostri agricoltori, altrimenti continuiamo a riempirli di impedimenti burocratici, di obblighi, come posso dire, normativi, però poi tutto questo scema. Quindi se io dovessi fare un ragionamento se c'è o non c'è l'interesse, credo che l'interesse in realtà ci sia, perché lo è nei fatti. Noi siamo, come ho detto, un motore trainante importante, l'agroalimentare veneto in questo caso, siamo in Veneto, è importantissimo. Ci deve essere la consapevolezza di metterci sulle spalle quella che è una strategia per il futuro, e questa non può non passare attraverso, voglio dire, la concertazione con le parti sociali, C agricoltori italiani su questo impegnata, mettendo al centro quell'agricoltore. Sembrano frasi fatte, ma se andiamo poi nel merito vediamo che non lo sono. Perché quando i nostri agricoltori che producono cereali, al di là dei problemi che hanno delle intemperie, quindi la difficoltà nel produrre, poi hanno i prezzi che non li soddisfano. Questo è un tema. Infatti, ecco, spieghi un attimo, lei ha toccato il tema dei cereali che volevo proprio approfondire un attimo, dopo andiamo anche sul suo settore, non si preoccupi. Questo dei cereali se ne dibatte tanto adesso.
Quindi abbassamento del prezzo della farina di grano, sostanzialmente, farina di grano tenero, grano duro, eccetera, e rischio di grandissima concorrenza, perché sembra che il nostro grano non abbia una redditività, una qualità elevata. Cosa sta succedendo? Lo spieghi proprio in modo semplice per i nostri ascoltatori. Sì, allora è ovvio che per l'industria pastiera in generale hanno bisogno di prodotti che abbiano determinate caratteristiche in termini di proteine, in termini di specificità del grano, di peso specifico e quant'altro. È ovvio che su questa partita si insediano anche le difficoltà che oggi hanno i nostri agricoltori nel portare a casa produzioni che abbiano, come posso dire, queste caratteristiche, ma non è così dappertutto. E quindi c'è anche lì da distinguere. Ovviamente tutto sta anche nel fatto di avere un meccanismo di tutela rispetto a quelle che sono le intemperie che arrivano e defalcano i nostri come posso dire, raccolti. Tutto sta nel fatto appunto di mettere in sicurezza l'agricoltore da quel punto di vista lì con sistemi assicurativi che siano sostenibili, che gli possano permettere di assicurarsi. L'altro aspetto, ritorniamo a quello che è il tema della filiera. La filiera deve essere consapevole che se per parte di grano che non può essere utilizzato perché probabilmente non ha le caratteristiche, ci deve essere poi la valorizzazione sull'altro che ad esempio è buono e che spesso invece viene messo nel calderone unico e quindi ha azzerato anche il valore di quello. Quindi è un tema, come vede, molto complesso, nel quale dobbiamo mettere dentro sicuramente la difficoltà produttiva che abbiamo, perché ovviamente i cambiamenti climatici ci portano oggi ad non avere più quella programmazione agronomica e agricola. E poi c'è tutto il tema del rapporto all'interno tra produzione, trasformazione e commercializzazione che deve essere rivisto. Perfetto, leggiamo un attimo il messaggio, se la regia me lo rimette in onda. Il Presidente ha perfettamente ragione, la nostra filiera, se la si vuole, deve essere presa in considerazione seriamente, altrimenti decidiamo di comprare tutto dall'estero e diventiamo schiavi degli altri Stati. Ma se possiamo fare sistema, perché rivolgersi fuori? Ecco, questo relativamente anche all'aspetto del grano, eccetera. È stato proposto tipo le modalità che sono utilizzate in Australia di un grano geneticamente modificato, molto più resistente alle intemperie, alle situazioni estreme di estremo caldo, estremo freddo, però è un grano diverso. No, anche lì bisogna fare un po' di chiarezza. Il geneticamente modificato non è contemplato. Noi abbiamo già deciso come Stato membro, Stato italiano, di non avere OGM, di non avere gli OGM, di non seminare e coltivare gli OGM, di non nutrire i nostri animali, soprattutto nei percorsi ad esempio ADOP, scusate. E quindi è ovvio che oggi il tema della genetica è un tema che va affrontato in maniera molto più, come posso dire, specifica. Oggi non si parla più di OGM, ma si parla di New Breeding Technology, cioè nuove tecniche nelle quali attraverso dei tagli, cosa che in natura si fa normalmente, solo che ci servono dei tempi prolungati, si fanno oggi attraverso appunto dei tagli all'interno dello stesso DNA tra due specie uguali, quindi non incrociamo un merluzzo con un pomodoro, come si diceva una volta quando Beppe Grillo faceva i suoi eventi, ma dalla stessa specie, cioè dalla vite, prendiamo un vitigno che magari è più resistente alla pronospera, con un vitigno ad esempio che non lo è, gli si fa un taglio e all'interno di questo taglio naturalmente, solo che questa naturalezza arriva in laboratorio, si ottiene poi che è una pianta resistente. Come vedete è totalmente un processo che va nella direzione della naturalità, perché si anticipa di 20 anni ciò che si fa in natura. Quindi ed è ovvio quindi che a quel punto lì mantieni anche quelle che sono poi le caratteristiche del prodotto che metti in circolazione. E non danneggiano la salute? Assolutamente no. E questo è l'altro aspetto. Assolutamente Quindi, no. facendo così si evita sostanzialmente di coltivare meno grano, anche se la tendenza è verso una minor coltivazione, perché abbiamo un calo nel 2024 del 20, 21, addirittura 38% di produzione di grano. No, diciamo che facendo così in realtà potremmo avere molta più produzione a minor impatto ambientale, quindi meno acqua da utilizzare, meno fitosanitari, perché ovviamente se in quel taglio riusciamo a rendere una pianta resistente, probabilmente dovremmo utilizzare anche meno chimica e quindi si va verso anche una sostenibilità garantita
meno acqua da utilizzare, che oggi l'acqua diventa un bene prezioso, l'abbiamo visto. Noi oggi siamo probabilmente anche in sovrabbondanza di acqua, ma ricordo che nel 2022 parlavamo di razionare l'acqua per quanto riguarda anche i cittadini. Quindi è ovvio che la tecnologia, la scienza deve essere alleata dell'agricoltura per arrivare alle sfide future, altrimenti la transizione green non la si fa per decreto, non la si fa per imposizione, non la si fa come ha voluto farla l'Europa dicendo agli agricoltori fai questo e per fare questo spendi anche soldi che tanto noi non te ne diamo in più, adesso la semplifico molto, e quindi quell'obiettivo lì che era nobile di fatto è venuto meno. Occorre accompagnare i nostri agricoltori attraverso le nuove tecniche, attraverso quella che è un'agricoltura moderna, innovazione, tecnologia e anche la ricerca. Sono un connubio che ci permetteranno anche poi di avere i giovani che continueremo a mantenere all'interno delle nostre aziende agricole. Senza che se ne vadano via. Assolutamente, altrimenti il problema dei papà che oggi stanno conducendo le nostre aziende agricole sempre in difficoltà, ma che comunque tengono duro, è quella che non vorranno i loro figli lì per non fargli avere una vita di stenti, di difficoltà come hanno avuto loro. Infatti, Presidente, grazie. Allora andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme, affrontiamo la questione anche dell'area del Bellunese e poi produzioni di latte, che è altrettanto importante. Tra poco.